In questo video voglio spiegarti perché, a mio parere, molte delle soluzioni sul dolore cronico, sulle malattie croniche, non funzionano. Il perché lo vediamo attraverso questo mino stilizzato. Dobbiamo capire che la nostra mente è collegata al nostro corpo e come quindi le terapie funzionano sulla mente e sul corpo. E perché non c'è solo una soluzione, ma in realtà ce ne sono più di soluzioni che devono essere all'interno di un percorso terapeutico per curare fisicamente, emotivamente tutte le malattie, quasi tutte le malattie, chi più e chi meno. Ovviamente qui stiamo parlando di dolori cronici, il mio canale è principalmente per dolori persistenti da più di 4 mesi. Qua in questo video vedrai questo mino bellissimo dove raffigura la nostra persona. Perché la testa è così tanto grande e perché il corpo è così tanto piccolo? Principalmente perché tutto quello che noi sentiamo a livello del corpo arriva da un cervello. Un cervello è un sistema nervoso. Il cervello, questa mente, che ovviamente è difficile scollegare la mente dal corpo, ma per semplicità questo diagramma e questo mio ti darà una mano. All'inizio questa parte sopra è la coscienza. Coscienza, consapevolezza, in altro modo conscio. Io sono conscio di quello che mi sta succedendo dal di fuori verso all'interno di me. Quindi sento le parole che dico, sento le parole che dicono gli altri, le immagazzino e consciamente sono presente in quello che mi viene detto. Sotto, quindi tutto questo mondo esteriore a noi o interiore a cui siamo consci, viene immagazzinato dentro il nostro subconscio. Questo subconscio non lo stiamo noi a modificare, non lo stiamo noi a creare, arriva in automatico. Molto del nostro subconscio potrebbe arrivare addirittura da vite passate, ma questo è un altro topic di un altro video. Questo subconscio è instaurato qui meccanicamente da ripetizioni oppure da eventi consci che sono stati recepiti più e più volte e vengono a registrarsi dentro il subconscio. Le memorie del corpo e i dolori arrivano nel subconscio, vengono registrate a livello del corpo fisico e quindi da là, a causa magari di traumi, a causa magari di credenze, magari a causa di qualcuno che ci ha detto sempre le stesse cose per tanto tempo, familiari, amici, vengono immagazzinate attraverso la coscienza, attraverso il nostro subconscio e poi programmate all'interno del corpo. Quando il corpo si ammala è perché all'interno del nostro subconscio ci sono dei programmi totalmente limitanti per il corpo. Esempio, una diagnosi che ti è stata fatta dicendo il tuo problema è a livello della scoliosi. Tu consciamente ti entra questo messaggio, entra nel subconscio, inizia a diventare una memoria del corpo e il corpo lo immagazzina. Ora, ogni terapia lì fuori, in Italia almeno, lavora principalmente o solo sul corpo o solo sul conscio. Esempio, guardiamo la psicoterapia. La psicoterapia, la cognitivo-comportamentale, lavora principalmente nella parte del conscio. Non dico che non va bene, ma è limitata. Oggi ho letto una delle pagine di Peter Levine, uno psicoterapeuta molto molto conosciuto nel mondo della neuroscienza del dolore, che ci dice come in realtà questa parte qui sopra, lavorare sulla coscienza con la talk therapy, la cognitiva comportamentale delle psicoterapie che facciamo oggi è limitata, perché il problema è entrato nel corpo e in qualche modo il soma deve lavorare anche. Non possiamo cercare di cambiare il corpo semplicemente dal nostro conscio, perché è entrato nel subconscio, vuoi o non vuoi, sono meccanismi che vengono ripetuti e ripetuti e ripetuti. Non sei neanche tu a pensare di andare a portare le spalle in questo modo, attaccate all'orecchio, quando sei in un momento di tensione, non ci pensi, è un movimento inconscio. Quindi da là entra nel corpo, spalle che diventano sempre più contratte. Ovviamente andiamo a portare tensione alla mandibola. Tutte queste tensioni si vanno a accumulare
fino a che diventano poi infiammazioni o dolori. Bisogna lavorare quindi anche dal corpo verso la mente. Ovviamente questa è una semplicità, è un modo semplice di dirti che in realtà ci sono due differenti porzioni, mente e corpo, in realtà è tutto insieme. Quindi da una parte dovremmo fare psicoterapia e da una parte dobbiamo iniziare a muoverci attraverso e soprattutto una terapia somatica, ovvero iniziamo a sentire il corpo, a dare voce al corpo, rimanere nel qui e ora quando il corpo parla e quindi non sotterrarlo dicendo ah no, alla fine non c'è nulla qua, cerco di non pensarci, no, è impossibile. Quindi, per esempio, il respiro consapevole, i movimenti consapevoli, il movimento in cui io riesco a intercettare ogni singolo muscolo. Non è facile, lo so, è una terapia, è un qualcosa che deve essere ripetuto. Il Neurobalance, per esempio, una delle terapie somatiche che uso, oltre al respiro, è per esempio il suono, l'hum. Attraverso l'humming, quindi a livello della gola, andiamo a portare delle vibrazioni nel corpo che ci fanno calmare, quindi il corpo sta vivendo una situazione in cui lui è traumatizzato da stress, da traumi veri e emotivi, è traumatizzato. L'unica cosa che sta cercando di dirci: ho paura, non voglio rimanere in questa situazione, non portarmi fuori da questa comfort zone. Per me il dolore è la comfort zone. Quindi la terapia somatica sono respirazione, humming, la mindfulness, certo, il movimento stesso, la meditazione. Quindi il corpo deve recepire un messaggio, oltre a quello che ci sta dando la mente, che lui è al sicuro attraverso la terapia somatica. E qua c'è la terapia psicoterapeutica. Quindi in un certo senso non si possono dividere mente e corpo perché le direzioni della terapia vanno dal corpo verso la mente e dalla mente verso il corpo. Intercettare e lavorare direttamente sul subconscio, direttamente, lo si può fare solo passando dal conscio. Ecco perché dobbiamo iniziare prima a rilassare la mente e il corpo per entrare nel subconscio. Ovviamente il subconscio, a mio parere, è la parte centrale di ogni terapia, ma questa richiede, se vogliamo, delle ripetizioni, a meno che il terapista non è così bravo e il paziente, il cliente non è così bravo da entrare in sintonia perfetta e magari in una, due, tre sessioni riusciamo a dire a questo corpo, al dolore, un nuovo messaggio. E il nuovo messaggio è un nuovo messaggio di cambiamento. Non ho più bisogno di avere questa funzione di dolore, direi al corpo. Noi abbiamo bisogno di fare un passo avanti di coraggio, riprendendoci la nostra responsabilità di quello che possiamo fare con la nostra vita, con le nostre emozioni e quindi non avere più paura, perché non c'è più bisogno di avere paura di questo corpo che ci sta dando dei segnali che in realtà sono segnali del passato. Il dolore cronico, dico spesso, è un'epidemia di paura, ma è una paura del nostro passato. Quindi consciamente devi capire che puoi ritornare a stare bene, anche totalmente, anche se sono problemi di anni, anni, anni e anni. C'è un lavoro sulle credenze qui. Non puoi pensare che tu non guarirai mai. Questa è una falsa credenza, perché non sei l'unica persona che guarirà. Molte persone sono già guarite da questo. Cosa vuol dire guarigione? Vuol dire prenderti la vita nel miglior modo possibile senza costantemente vivere nella paura. Quando inizi a muoverti, inizi ad andare a cena fuori, inizi ad andare a fare delle vacanze. Piccolo break prima di continuare con questo video. Molte persone che guardano i miei contenuti soffrono di dolori persistenti. Hanno provato differenti terapie, fisioterapia, osteopatia, massaggi, magari anche psicoterapia, ma non hanno risolto. Ecco che ho messo in un unico percorso chiamato Neurobalance tutto quello che ho imparato nella mia pratica clinica e nella mia esperienza da dolori cronici persistenti in diverse parti del corpo, quello che funziona su basi aggiornate di neuroscienza.
Quindi non solo lavorare sulla parte mentale, ma anche sul corpo. E quando lavoriamo su tutti e due, le differenze si sentono. Se vuoi sapere come funziona Neurobalance e come entrare, guarda il link in descrizione perché da oggi c'è un'opportunità che pochi in Italia hanno preso in considerazione. Chi le ha prese in considerazione queste informazioni ha già avuto dei importanti miglioramenti. Ti lascio il link in descrizione e ti lascio adesso anche continuare col video che stai guardando. Tanta pressione del devo fare, non ho fatto abbastanza, non sono abbastanza. Inizi a essere più tranquillo, tranquilla con te stesso, senza buttarti addosso tante... Quando inizi a vivere leggermente meglio, perché il corpo non ha questa pressione addosso, lì ti sei ripresa la tua vita e sei guarita. Non sei fuori, sei guarito. Parlo sempre al femminile perché la maggior parte delle persone che mi segue è di sesso femminile. Non a caso il dolore cronico, comunque in Italia, ma anche in tutto il mondo, è prevalentemente nella sfera femminile. Stiamo parlando di un 70% contro il 30% maschile. Sinceramente non so dirti il perché, posso semplicemente darti un parere e il parere secondo me è perché il mondo femminile all'interno è molto più complesso per una questione ormonale, perché quel corpo deve dare vita a un altro corpo, noi maschietti non abbiamo questa potenza, le donne probabilmente vanno a reprimere molto più rispetto ai maschi, forse si sentono meno, hanno meno autostima, forse si sentono, non lo so, forse più impressione dalla società in cui noi viviamo, abbastanza maschilista. Sono le ipotesi che posso dirti, quello che credo. Però questo è quello che volevo dirti oggi, cioè ci sono due terapie nello stesso percorso che devono essere fatto, dal corpo verso la mente e dalla mente verso il corpo. Quando diciamo ho fatto tutti gli esercizi ma non funziona niente, probabilmente perché stai facendo o solo corpo o solo mente. E in realtà le due cose dovrebbero essere insieme. Molte domande arrivano dal quali sono le migliori terapie somatiche, le migliori terapie somatiche sono quelle che fai da te verso di te, quindi non da un terapista con le mani verso di te. È vero che ci può essere il Reiki, è vero che ci può essere qualche lavoro di massaggio energetico, sì, ma la maggior parte delle persone non ha bisogno di queste cose in più. La parte più semplice della terapia somatica è proprio il movimento stesso. Ritornare a fare quei movimenti anche con dolore, ma in modo graduale, che però stanno dando dei messaggi nuovi ad una consapevolezza che oggi è differente rispetto a quella di ieri. È un percorso, può essere lungo, può essere altalenante, perché questo in realtà il percorso è più così, non è così, perché molti pensano di entrare il primo giorno e il secondo giorno essere qua. Questo è il problema. Perché sono stati abituati da terapie tipo osteopatia per i dolori cronici che in realtà non servono assolutamente a niente per quanto mi riguarda, perché una terapia manuale non può andare a riprogrammare in un giorno o in un mese un subconscio, perché ci sono credenze, ci sono movimenti da fare, c'è l'ambiente circostante da prendere in considerazione. Quindi è questo il percorso. Si va in alto, si va in basso, si va di nuovo in alto, ma ogni volta i picchi sono sempre di meno. Fammi sapere quali sono le terapie somatiche che ti hanno dato più supporto per adesso. Tieni quelle in considerazione: respirazione, humming, mindfulness, movimento, tapping. Ognuna di queste potresti trovarle nel mio canale. E riguardo alla psicoterapia, la parte sopra, qui noi usiamo il Neurobalance, la BVRT, e ovviamente c'è la cognitivo-comportamentale e la psicoeducazione. Quindi cognitivo, comportamentale e la psicoeducazione. Ho scritto malissimo, però spero che questo sia abbastanza chiaro. Fammi sapere nei commenti se questo video ti è stato di aiuto, iscriviti al canale, ci vediamo al prossimo video, ne esce una a settimana almeno. A presto, alla prossima.